Buongiorno a tutti ragazzi, buona giornata. L'uragano Dorian, come sapete, sta facendo davvero un casino negli Stati Uniti, sta risalendo adesso lungo l'Est Coast e ancora, diciamo, molto molto forte. In effetti era stato declassato, ragazzi, ma poi si è, diciamo, di un uragano. In effetti era stato declassato a categoria 2, poi è salito alla 3 e forse ora sta salendo alla quarta. Quindi in effetti sta aumentando di potenza. Non si sa come, forse ha trovato terreno fertile per la strada e adesso si sta dirigendo nel Regno Unito. Ciao Nicolas. E la cosa più strana che adesso ci sta è che emerge che secondo le ultime, diciamo gli ultimi aggiornamenti meteo, anche l'Italia potrebbe, sì, è vero, arriverà, no, tra mercoledì 11 e giovedì 12 e venerdì 13 sarebbe in arrivo sull'Italia. Sarebbero 3 giorni di fortissimo maltempo. Non arriverà in effetti come tipo uragano come sta diciamo ora, però arriverà come una tempesta tropicale, quindi categoria 1 o tempesta tropicale. Comunque arriverà un casino in effetti, mo indipendentemente da cosa arriverà, arriverà qualcosa di che noi non abbiamo ancora visto, diciamo, perlomeno in Italia, quindi sta camminando sulla giusta direzione dell'Europa e dell'Italia. Quindi questo è previsto, diciamo, sta scritto una perturbazione violenta nel cuore del Mediterraneo tra mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13. 3 giorni di maltempo particolarmente veramente pesanti in tutta Italia. Quindi la notizia che, come hai detto tu, è vera. In effetti la direzione è quella dell'Europa, l'Italia la prenderà in pieno, quindi dobbiamo solo sperare che arrivi meno. Sì, adesso è una previsione solo in effetti. Oggi ne abbiamo, mi pare, quando ne abbiamo oggi 6, quindi mancano ancora 5 giorni, quindi per come sta la situazione ora lo danno anche sull'Italia, ma non con la categoria che sta adesso, partiamo da questo. Se arriva qua, arriva ora massimo categoria 1 declassata a tempesta tropicale, ma comunque anche tempesta tropicale farebbe un casino da noi perché di solito non siamo abituati a queste tempeste così. Però è tutto da vedere ancora, questa è solo una previsione perché sappiamo che tutto può cambiare da un momento all'altro, quindi inutile diciamo allarmarsi, prima dobbiamo vedere come si comporta, perché la direzione passerà sopra il Regno Unito e si dirigerà verso l'Europa, quindi sì, di certo non Nicolas, non sarà questo ciclone come sta lì, perché sarà molto più declassato, sperando che sul mare che passerà, diciamo, dal Regno Unito all'Europa non accumuli energia, questo nessuno lo può dire, perché questa è la prima volta che un ciclone si declassa, poi sale, si declassa. Sì, e purtroppo quello dipende dall'intensità del vento, dal caldo che incontra, dall'acqua sotto che trova. Sono tante cose che dipendono, capisci? Sono tanti fattori dell'uragano, non è solo perché sta arrivando, si devono calcolare tante cose, l'intensità dei venti, se incontra perturbazioni per la strada, se trova acqua calda, acqua fredda, tutte e due insieme, è tutto un fattore, capisci? Se poi trova tutte queste cose, allora può anche aumentare di categoria. Pensa che questo qua stava sopra Cuba, e sta arrivando quasi in Italia, ragazzi. Vedete quanti chilometri questo ha fatto? Ha fatto mezzo mondo.
allora, no, allora, qua danno Mediterraneo, qua danno. Sì, nel cuore del Mediterraneo, sì, sto facendo la traduzione, sì. Nel cuore, corazon, sì, del Mediterraneo, sì, questo è un sito spagnolo. È sul Mediterraneo. Però dicono mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13, quindi 3 giorni l'anno. Questo è secondo il modello americano GPS che evidenzia in modo molto chiaro queste eventualità. Quindi questo è il modello americano in effetti, quindi è quello che sta facendo ora, diciamo, il percorso di Dorian in effetti. E quindi stanno dicendo che arriverà anche sull'Italia, di certo non come è passato da loro, ma arriverà pure qua. Speriamo che non arrivi perché ci manca solo Dorian, poi ragazzi stiamo a posto. Eruzioni, asteroide. Ma ieri ragazzi, per Giuseppe, ma tu l'asteroide possibile uno ogni giorno? Ho preso, ho trovato tutti i siti e gliel'ho mandato, ho detto controlla. Perché in effetti il 9 di settembre ci sta un asteroide. Il 14 di settembre ci sta un altro asteroide. Allora in molti non credono, allora io... Sì, sì, a parte l'ondata che deve arrivare nostra di maltempo, ci mette pure... Sì, l'ho visto, sì, sì, c'è il modello quello là che ho comprato sul cellulare, l'ho vista che arriverà a maltempo già per fatti nostri, in effetti. Poi si aggiungerà questo... Sì, MediaKit, sì, pure lo vedo questo qua, sì, sì. Ma io controllo tutti, Nicolas, non è che controllo uno solo, quindi... Poi MediaKit, MediaWeb, MediaIT, ma tutto li vedo io, quelli là americani, quelli là... Ma quasi tutti li controllo per vedere quali... Se tutti quanti dicono più o meno la stessa cosa. Quindi non è che vado a vedere una sola parte e mi fermo lì, capisci? Io cerco di vedere in più parti, se tutte le 7-8 parti dicono più o meno la stessa cosa, allora faccio il video e dico ragazzi domani è prevista pioggia perché mi sono basato su 7-8 diciamo siti meteo più quello che ho scaricato io. Sì, sì, ma pure io vedo quello là, anche questo qua del, dell'uragano in effetti, lo sto vedendo man mano come cammina. Quindi difatti ho fatto fare 2 o 3 video delle foto che ho scattato col mio cellulare sul mio, diciamo, quello che ho comprato a meteo, di come cammina l'uragano. E quindi diciamo che sembrano dire che arriverà anche sull'Italia, perlomeno ho controllato stamattina, tutti i media ne parlano, non solo io. Prima di fare questo video ho controllato già 6 meteo e tutti quanti dicono che arriverà in Italia. Non si sa come, però se sarà declassata a tempesta tropicale, se sarà di categoria 1, non si sa in effetti, ma qualcosa arriverà. Quindi un residuo di questo uragano colpirà l'Italia questi giorni, cioè da, come ho detto, da mercoledì 11 mi pare. Sì, mercoledì 11, sì. Quindi se ci va bene una tempesta tropicale, il resto della tempesta tropicale, cioè che poi sarebbe l'inizio dell'uragano in effetti. Eppure i venti sono abbastanza alti, dagli 80 ai 100 km/h, quindi pure una tempesta totale è abbastanza, non è che non sia proprio nulla, quindi però dobbiamo vedere che succede perché come abbiamo detto mancano 5 giorni. Sì, sì, poi se faccio l'esempio arriva qua sull'Europa e incontra perturbazioni e piogge, questo intensifica poi. Sì, quello che è il problema. Se poi arrivando in Italia, troppo maltempo, unito alla tempesta tropicale, si intensifica la situazione e può passare a categoria 1 e colpire le coste del Mediterraneo perlomeno, non del Tirreno perché viene da qua, viene. In effetti deve passare dalla Sardegna, in effetti.
e poi può colpire le coste della Campania, Calabria, Lazio, diciamo Genova, queste qua. Cioè, alla fine ci stiamo sempre nel mezzo della Campania. Vabbè, incontrerà sicuramente prima la Sardegna come regola. Sì, sì, può cambiare direzione, sì, sì. In 5 giorni può cambiare pure direzione e non arrivare qua. Di certo se continua come sta andando ora, arriverà pure qua in Italia. Se poi, fortunatamente, cambia, allora non arriva più. Adesso dipenderà dai venti, da tanti fattori. Questo è il problema delle previsioni. Il problema è proprio questo. No, no, a parte che è già previsto sul Mediterraneo, quindi male che va, se passa per l'Italia e colpirà il Mediterraneo, cioè dalla Sardegna a venire a tutta l'Italia, quindi viene dal lato sinistro dell'Italia. Io so di sì, Elena, non viene dall'altra parte, viene da qua, viene. E adesso ho visto direttamente sul sito che viene colpito il Mediterraneo. Quindi come regola, sì, dovrebbe non arrivare, sì, sì. Però dipende sempre dai venti, ragazzi, purtroppo. Quindi, purtroppo, sai che cos'è? Che soltanto i media ne parlano tanto, però giustamente nessuno riesce a dire tanto. Forse, come dice la Sardegna, potrebbe esserne fuori, in effetti, perché sta molto più lontano di noi. Poi, ragazzi, comunque dipende da come si muoverà. Può colpire il Mediterraneo, può colpire il Tirreno, in effetti per ora danno il Mediterraneo, quindi volendo la Sardegna, siccome sta un po' distante, forse no, sarà investita prima il lato di qua, quindi no, forse ha ragione che non arriva lì, però ragazzi ancora non è deciso veramente nulla perché in effetti qua hanno dato questa cosa, però poi dipende da come si muove, questo è il problema, perché non è stabile come sta camminando e quindi è un casino ancora per il momento. Eh no, quello ci arriva Nicola, se il casino succede qua, si porta tutte le cose. Di certo, a parte questa cosa che può arrivare sull'Italia, era una fucilata. E che sarebbe la prima volta che un uragano ha fatto tanti chilometri, ragazzi. A parte questo, cioè, partiamo ragazzi che questo qua stava prima di Cuba, ragazzi. Quindi vedete tutta la distanza che sta percorrendo, ragazzi. Ha fatto sopra Cuba. Porto Rico non l'ha colpita, l'ha passata. Poi è salito tutta la costa, diciamo, americana. Canada, Regno Unito, adesso si dirige verso il Mediterraneo. Cioè, vedete che giro sta facendo questo? Ha fatto il giro del mondo in 80 giorni, tipo film. Quindi diciamo che non si era mai visto un ciclone, un uragano, come lo vogliamo chiamare, che avesse questa consistenza di declassarsi, aumentare di potenza, declassarsi, aumentare di potenza, cioè questo è dovuto, ragazzi, come ho sempre detto, ai cambiamenti climatici. Siccome ci stanno troppi cambiamenti climatici, allora questo perde direzione, poi lo riacquista, perde di... No, 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 Spike, no. Qua si parla di mercoledì 11, no, no, questo è il maltempo che doveva arrivare già. Quindi nulla uragano, l'uragano sta ancora lì. Ragazzi, solo da voi fa freddo, qua fa caldo, mannaggia, la miseria, mannaggia. Cioè a Milano fa freddo e a Salerno fa caldo, boh. Di solito è il contrario. Vabbè, buon per voi ragazzi, qua si muore ancora da caldo, quindi ringraziate più o meno. È vero, il maltempo è brutto, però un po' d'acqua qua ci vuole.
Qua ho fatto un video l'altro giorno, nuvole nere, ho detto ah, finalmente non ha fatto un goccio d'acqua, ci sto ancora pensando da 3 giorni. E ancora che continua questo bel tempo qua. Qua ragazzi si può andare ancora a mare tranquillamente proprio. Anzi forse mo sono i bagni più belli perché i turisti se ne sono andati e stiamo solo noi qua. Quindi sulla spiaggia non è affollata, giusto quelle persone di Salerno. Sì, se qua ancora vanno a mare. Figurati. No, qua ancora sui 26-27 gradi stiamo, quindi ancora stiamo bene. Ieri stavamo a 28. Vabbè ragazzi, vi aggiornerò stasera, semmai vediamo che succede fino a stasera. Vediamo questa che direzione prende sto coso. Qua sto Dorian, che sono 5 giorni che se ne parla. Ciao, grazie. Speriamo che non colpisca davvero l'Italia. Questa è una proiezione, però se continua così sicuramente ci colpirà. Quindi una volta che arrivate pure stasera verso le 10 faccio l'ultimo video per sapere proprio la traiettoria esatta, capisci questo qua? Parlo del video di Dorian, naturalmente. Poi nel corso della giornata farò altri video, eh. Sì, quello dell'uragano, sì, verso la chiusura, sì. Poi nel corso della giornata farò altri video di altre cose, diciamo. Questo di Dorian lo faccio in chiusura alle 10 stasera, così diciamo c'ho il tempo della traiettoria, sì, sì, per vedere se è rimasta uguale oppure sta cambiando. Così possiamo più dire qualche cosa in più, se sta continuando a marciare sull'Italia oppure ha cambiato. Quindi lo faccio per ultimo video stasera verso le 10, così vediamo a che punto sta, se è cambiato, se no così faccio la cosa, diciamo del modello meteo e vediamo la sua camminata dove va. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti, buon caffettino a tutti e ci sentiamo più tardi per un altro video ragazzi. Quindi speriamo che me ne appiamo pure qua perché ragazzi qua, ciao Nicolas, ciao grazie, ciao Elena, ciao a tutti, perché qua fa veramente caldo esagerato, non se ne può più, detto proprio in napoletano napoletano. E ma pure qua, grazie, pure qua non ne vuole proprio sapere di mettersi un po' a mare, ma che? Io ho fatto tutto, me l'ha detto ai ragazzi, ho fatto un video dove vedevo le nuvole nere, ho detto ragazzi finalmente ho finito di fare il video, uscite solo. Mi veniva voglia di pigliare il cellulare e di buttarlo giù, la verità. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo, va.